14, 14 gruppi taglionati ogni 5 minuti. Prego signore, 14, qua. Si entra a sinistra, fa il giro e si esce a destra. Siamo in Fiera Vicenza, fuori la gente in attesa di fare il tampone. Dopo il boom di questi giorni di richieste di popolazione positiva che sta gravando pesantemente sugli ospedali vicentini, l'USL 8 con la collaborazione del Comune e la disponibilità di IEG ha aperto un unico grande punto tamponi rapidi. 8 le postazioni per l'accettazione e 12 gli ambulatori per il tampone, modulabili a seconda del numero delle persone che hanno prenotato previa impegnativa del medico. Servizi al momento operativo dalle 8 del mattino alle 18. La stima è di effettuare una media di 250-300 tamponi al giorno. L'ondata di tamponi è un'ondata che ci viene nell'ultima settimana. L'abbiamo gestita, secondo me, all'interno degli ospedali. Oggi non era più possibile. Qui tra l'altro il ciclo è chiuso, nel senso che è un tampone rapido, la persona poi ha un'area dove attendere e in 15 minuti gli viene dato l'esito. Qualora il tampone fosse positivo, sempre in fiera viene fatto anche il tampone molecolare, il cui esito è previsto nel giro di 24 ore. Ho avuto un contatto con un positivo e quindi sono venuto a vedere come stavo e tutto bene. È negativo? Un sospiro di sollievo? Sì, per fortuna. Preoccupato? No, perché sono asintomatico, quindi ho avuto la fortuna di contrarlo, però non avere problemi. Quindi questo è un tampone di controllo? Questo è il terzo tampone che faccio, dopo il terzo sono risultato negativo. Restano i punti tampone anche negli ospedali dell'USL 8, ma saranno dedicati al personale medico e sanitario e ai sintomatici che arrivano al pronto soccorso. La situazione è critica e l'invito è chiaro. C'è da andare a lavorare, c'è da andare a portare il bambino a scuola, stop.